Buongiorno e buon martedì. Oggi è il 23 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.54. La luna si leva alle 13.51 e cala all'1.31. Oggi si celebra San Lanfranco Beccari, vescovo di Pavia. Il nome Lanfranco ha solide radici germaniche e porta con sé un significato eroico. Significa infatti liberatore della patria o colui che è libero nel suo paese. Il 23 giugno si celebra la giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite. Istituita nel 2003, questa ricorrenza vuole ricordare l'importanza vitale dei servizi pubblici per lo sviluppo di ogni comunità. È un tributo a medici, infermieri, insegnanti e a tutti i funzionari che con il loro lavoro quotidiano garantiscono i diritti fondamentali dei cittadini in tutto il mondo. Spegne oggi 54 candeline Fabio Volo. Da conduttore radiofonico irriverente a scrittore da milioni di copie, la sua ascesa è iniziata da Esco a fare due passi, che lo ha reso uno dei volti e una delle penne più popolari d'Italia, capace di spaziare tra editoria, cinema e televisione con un linguaggio sempre diretto e quotidiano. Festeggia 49 anni il giornalista Pierluigi Diaco, autore storico per il Maurizio Costanzo Show e conduttore di successo, ha saputo creare un legame profondo con il pubblico attraverso programmi come Ti sento e Bella Ma, dove l'ascolto e il racconto delle storie personali sono sempre al centro. E infine tanti auguri a Francesca Cavellin che compie oggi 50 anni. L'attrice, entrata nel cuore dei telespettatori con le soap Vivere, ha confermato il suo talento in serie di grande successo come Un medico in famiglia e La compagnia del cigno, diventando un volto simbolo della fiction italiana di qualità. Il 23 giugno 1960 una rivoluzione per la libertà delle donne americane avvenne per la prima volta con la messa in commercio dell'Enovid, il primo farmaco anticoncezionale orale. Frutto del lavoro di 3 medici pionieri, la pillola arrivò l'anno successivo in Europa, cambiando radicalmente il costume, la pianificazione familiare e il ruolo della donna nella società moderna. Cosa succederebbe se i poli si sciogliessero? Il cambiamento climatico sta accelerando i cicli naturali a causa dell'effetto serra. Gli scienziati stimano che se le calotte polari dovessero sciogliersi completamente, il livello degli oceani salirebbe di circa 25 metri. Dunque città come New York, Londra, Tokyo o Shanghai finirebbero sott'acqua. Questo ci ricorda che ogni nostra piccola azione ecologica quotidiana è un mattone fondamentale per la sicurezza del nostro futuro. Buongiorno ai 12 in questo martedì molto romantico in cui la Luna e Venere stringono un sodalizio con Saturno, convincendo pure che è dubbioso a lasciarsi andare un po' anche all'amore. Ariete, per voi oggi siete tra i protagonisti della giornata, Luna e Venere ce l'hanno proprio con voi, ma in senso positivo, vogliono stanarvi e vogliono finalmente convincervi ad abbandonarvi ad una storia senza se e senza ma. Toro, per voi oggi la giornata è molto piena, una giornata sicuramente piena di impegni. Giove, che agisce come da moltiplicatore sul vostro Marte, e Mercurio, con tutta una serie di appuntamenti, rendono la giornata veramente molto dinamica. Gemelli, per voi oggi è una giornata in cui Mercurio si dà un gran da fare e soprattutto ora che avete Urano che agisce da amplificatore nelle vostre frequenze, dovrete stare un po' più attenti a come vi ponete socialmente, proprio perché siete sotto gli occhi di tutti in un compito nuovo che vi sovraespone. Cancro, per voi oggi è una giornata in cui Mercurio e Giove sono assolutamente invitati da Marte e da buona parte dello zodiaco a moltiplicare un po' la vostra azione nel mondo, romanticamente però, perché la vostra luna in bilancia, seppur un po' rigida, tenta di smontare gli impedimenti che Saturno crea in ambito amoroso e riuscirete finalmente a sbaragliare gli ostacoli. Leone, per voi oggi accade che la Luna e Venere nei vostri gradi, si potenzino a vicenda e sarà proprio Saturno quello più bravo a pianificare tutta una serie di faccende che hanno a che fare col lavoro e con l'amore. Vergine, per voi oggi è una giornata piena di visione e prospettiva, anche se a malincuore avete rinunciato ad alcune cose, ma per facilitare il futuro
e creare una nuova realtà più sicura e serena. Bilancia, la vostra giornata sembra essere molto presa da una Luna e da una Venere, il vostro pianeta, che sembrano volere disfarsi dai limiti di un Saturno che impedisce all'amore e ai sentimenti di fluire. Riuscirete a ritrovare una parte di voi stessi e a connettervi più intimamente con chi amate. Scorpione, oggi è proprio una giornata interessante, è la forza del sole che vi aiuta a essere più energici, forti, seduttivi e passionali, a scapito di uno zodiaco che ancora vi fa faticare per avere attenzione. Sagittario, per voi oggi sembrano aprirsi nuove realtà, nuove sfide. La Luna e Saturno gestiscono bene un certo modo di sfidare le cose che sembra avere ragione anche dei pareri discordanti di cui per adesso vi importa veramente molto poco. Capricorno, ottima giornata per voi che siete alle prese con un Saturno bersagliato dalle signore dello zodiaco che tentano di convincerlo che l'amore è una cosa meravigliosa. State proprio vivendo un periodo zodiacale molto bello e molto amorevole. Acquario, per voi oggi la Luna è in trigono stupendo e vi convince ad avere un po' più programmaticità proprio nei sentimenti, ad essere un pochino più disponibili, a trovare il tempo per chi vi ama o vi vuole amare. Novità al lavoro. Pesci, oggi è una giornata molto romantica. Venere e Luna collaborano anche se sembrano distanti, eppure il vostro pianeta si avvale, Nettuno, di avvalersi delle grandi capacità trasformatrici di Plutone e di riempire con grande successo Giove e Mercurio, aiutandovi a realizzare un sogno. Il 23 giugno 1894 a Parigi il barone Pierre de Coubertin fondò il CIO, Comitato Olimpico Internazionale. Il suo sogno era quello di far rinascere gli antichi giochi della Grecia per promuovere la pace e l'unione tra i popoli attraverso lo sport. Solo 2 anni dopo, nel 1896, Atene ospitò la prima edizione delle Olimpiadi nell'era moderna. In inglese si dice out of sight, out of mind, lontano dalla vista, lontano dalla mente. È l'equivalente del nostro lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Un tempo però significava che la distanza fisica aiutava a dimenticare i dolori o le persone, ma oggi, nell'era dei social network, restare lontani dagli occhi è diventata una sfida quasi impossibile. Alan Turing, il genio che vinse la guerra con la logica. Eccentrico, correva maratone indossando maschere antigas e lavorava spesso in pigiama, ma fu lui a decifrare il codice nazista Enigma, salvando così milioni di vite. Perseguitato per la sua omosessualità, morì mangiando una mela al cialuro. Una curiosità? Molti vedono in quella mela morsicata l'ispirazione per il logo della Apple di Steve Jobs, un omaggio silenzioso al padre dell'informatica moderna. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, passerà tutta la vita a credersi stupido. Non cercate quindi di arrampicarvi sugli alberi se siete nati per nuotare. Trovate piuttosto il vostro mare e splenderete. Grazie per essere stati con me anche oggi, io vi aspetto domani sempre su questi schermi, come sempre con il nostro almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaira.